voluto richiamare sul palco anche colei che ci affiancherà questa sera. Lei gioca praticamente in casa perché abita 10 minuti da qui e io con lei ho avuto il piacere, la fortuna di condividere più di 6 anni proprio sul palco dell'Orchestra Vagunti. È un vulcano, è una tigre, la conoscete tutti, la conoscono ormai in tutta Italia, e il 10 di maggio dal Palazzetto dello Sport di Pontenure, proprio un paesino attaccato a Piacenza, debutterà anche lei con la sua nuova orchestra. Signori, vi chiedo un bel applauso, la accogliamo sul palco del Parioli, Francesca Mazzuccato. Buonasera a tutti, buonasera Parioli, sono felice di tornare su questo palco e sono felice di vedere così tanto pubblico. Ringrazio Michele per questa bella serata, però un applauso grande lo vorrei sentire per i musicisti alle mie spalle. I Valentinos! Grande orchestra, Valentino! Ovviamente stasera qui con me, in compagnia, un collega, e come ha detto lui abbiamo condiviso il palco dell'Orchestra Italiana Vagunti per ben 4 anni, quindi 6 anni? Sì, Ma lo sto invecchiando io allora, vedi che non mi ricordo più, porca miseria. Lei invecchia, io ingrasso per... 6 anni insieme, come ho fatto a sopportarti 6 anni? Non lo so veramente. Comunque, lui l'ha già detto, il 10 di maggio partirò in quella di Pontenure con la mia orchestra. Lui ha detto Piacenza, siccome qualcuno ha capito Piacenza d'Adige, no? Non è Piacenza d'Adige, ma è Piacenza, quella vera. Quindi amici, so che è lontano, però abbiamo pensato anche ad organizzare dei pullman che partono dal Veneto, che partono da queste zone. Per chi fosse interessato dopo venite pure a chiedermelo che vi do idea e vi spiego tutto. 10 di maggio, però questa sera vi vogliamo far ballare perché adesso è troppo tempo che siete fermi e parto con un brano dal titolo Io non mi arrenderò mai, che sia di buon auspicio. Buona serata a tutti, buon divertimento. Francesca Mazzuccato! Vorrei andare per le strade di città, tenendo tra le mani il cuore.
sempre da te. Sai un fiume di parole dove neghi anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio da talk show cosa c'entra con noi? Provo l'unico rimedio che adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui, ora parla con lui. Bravo Francesco! Forza amici italiani! Tu che credi in un dialetto che non è più mio, io che perdo il tuo rispetto, sarebbe meglio un addio. È come in un film, un classico film dove lei farà la pazzia. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui. Vorrei fermare un'immagine, sentirla entrare dentro di me. Un tuo silenzio più complice vorrei. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui, ora parla con lui. Ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui. Fiumi di parole. Grazie! E allora, dai grandi successi italiani adesso ce ne andiamo in America per 4 minuti. È uno dei miei cavalli di battaglia e se non lo canto non posso andare a casa. Signori, questa è The Best, la grande Tina Turner. Pronti ballerini? Perché qua Per quanto tempo l'hai cantata questa? questa l'abbiamo Una cantata. vita. È 12 anni che la faccio, non siete stanchi di sentirla, vero? No! Allora la posso fare anche questa sera? Assolutamente. Perfetto, allora chi la sa, ma dubito perché in inglese. Mi aiuta a cantarla, chi vuole la balla, però aumentiamo il ritmo. Buonasera. Call you, but I need you, my heart's on fire. Come to me,
Aspetta.